Al via la terza corsa, categoria E, riservata ai gentleman, 7 al via, Special Matto, Astra di No, Uramaki Lux, Ultras Griff, Valdest, Socrate Benal in prima fila, in seconda Vertigo Spin. Netti favori per Ultras Griff, numero 4, Thomas Manfredini. Fasi di lancio. La velocità di Ultras Griff che in poche battute va a condurre, veloce anche Valdest all'esterno, ma deve rimanere al largo perché conquista la testa facilmente Ultras Griff. E ora, dopo 200 metri, insiste al suo esterno comunque Valdest, primi 200 in 14,8, si era sotto Astra di No, ma Valdest insiste all'esterno di Ultras Griff, che ovviamente replica i 400 iniziali, se ne vanno via in 29,7 con Valdest che si adegua al largo. Ora alla corda rimane Astra di No, poi Uramaki Lux, mentre accenna a venire avanti anche Socrate Benal, però anticipato da Special Matto. E intanto i 600 se ne vanno già in rallentamento, 46,3. Insiste Valdest su Ultras Griff anche al passaggio davanti alle tribune. L'attacco di Valdest su Ultras Griff che replica, ma Valdest si avvantaggia di mezzo cavallo, ma Ultras Griff rientra. E gli 800 se ne vanno in 1 appena abbondante. Intanto prosegue la lotta fra i due anche all'altezza del chilometro di 1,16,5. Ultras Griff in vantaggio, Valdest coraggiosamente al suo esterno che insiste, più indietro Astra di No. E siamo ora a poco più di 400 dalla conclusione, con Astra di No che sposta in terza ruota, viene via in superamento di Valdest e si porta all'attacco di Ultras Griff quando siamo a 250 dalla conclusione. Prova a reggere Ultras Griff, ma Astra di No ha ovviamente energie più fresche da mettere in campo, passa già all'ingresso addirittura d'arrivo, si allontana per vincere nettamente. Il successo per Astra di No, il secondo posto per Ultras Griff, mentre per il terzo sul traguardo è ancora Valdest, probabilmente ad aver ragione, di Socrate Benal, 1,15,5 con 29,8 a chiudere. Astra di No e Giuseppe Colantonio sfruttano il duello fra Ultras Griff e Valdest e nel finale passano agevolmente. Successo nettissimo per Astra di No. Il training di Fabrizio Ciulla, il guida di Giuseppe Colantonio, secondo posto per Ultras Griff, mentre al terzo è probabilmente Valdest che tiene a bada ancora i tentativi di Socrate Benal.